Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Passons, ma come sempre prima di partire leggiamo insieme le inchieste del settimanale Il Friuli in Edicola quest'oggi. Copertina ispirata a un fatto di cronaca accaduto pochi giorni fa. A chi affidiamo i nostri figli? Ci siamo chiesti chi guida gli scuolabus, chi sorveglia i bambini durante il trasporto e durante le gite scolastiche. Dopo la tragedia sfiorata in Lombardia, i genitori hanno bisogno di avere certezze. E allora siamo andati a vedere com'è la situazione nella nostra regione. E poi focus sui parchi cittadini passati sotto esame. La situazione delle aree verdi di Udine, tante le bocciature, ma puntini andremo a vedere. 7 milioni per i cantieri, invece ci spostiamo a Pordenone, stando per partire 11 interventi dalle strade alle piste ciclabili. E poi nell'Isontino invece emorragia senza fine di aziende, continua la perdita di posti di lavoro e quindi l'emergenza occupazionale nell'Isontino e nel Goriziano. Scuolabus vigilati molto speciali. La situazione del Friuli Venezia Giulia è ben diversa da quelle delle altre regioni. Il rapporto con il territorio resta fondamentale. I pullman gialli nei comuni sono quelli che, sapete, trasportano i bambini a scuola, i bambini e i ragazzi. Il servizio di trasporto scolastico è garantito sia con mezzi e personale proprio, sia affidandolo in appalto. Denominatore comune un livello molto elevato di verifiche sui mezzi e anche sul personale. Nessun sindaco vuole correre rischi quando si tratta dei nostri figli. E qui l'articolo di Claudia Carlotto. Cosa fanno alla SAF? Ecco le strategie e i controlli attuati da una delle più importanti aziende regionali di trasporto pubblico, e abbiamo sentito Alberto Toneato, amministratore delegato dell'azienda di trasporto. E poi una bella intervista a uno degli autisti SAF più conosciuti forse. Nessun perdono, i bimbi non si toccano. Abbiamo sentito Daniel Samba, l'ha intervistato per noi Daniele Paroni, autista originario del Camerun. Samba è arrivato in Friuli nel 2002, dopo aver ottenuto lo status di rifugiato ha fatto un percorso esemplare di integrazione e al dirottatore, come friulano d'adozione, non fa sconti. Insomma, è un personaggio conosciuto, parla fluentemente e con grande disinvoltura il friulano, esempio perfetto di integrazione. Focus anche sulle gite scolastiche. Senza controlli adeguati la concorrenza diventa sleale, e qui insomma Alessandro Di Giusto ci spiega il perché. Proseguiamo con la lettura del nostro settimanale andando a fare un giro, una passeggiata nei parchi in città a Udine, promossi e bocciati. Sono una dozzina i polmoni verdi, ma al Brum di Chiabris è pieno di mozziconi, al Giardino del Torso la fontana è assediata dal verde, in via Duchi d'Aosta lo scivolo per i bambini attende di essere installato. Per fortuna che Maria Ludovica Scinco in questo reportage anche fotografico ha dato un po' i voti, e abbiamo stilato questa pagella delle aree verdi della nostra città tra appunto promossi e bocciati, ma ci sono anche delle novità, e se non fosse per gli adulti maleducati i bambini giocherebbero più tranquilli. Proseguiamo invece con il pordenonese, cantieri 7 milioni per 2 stagioni, 11 gli interventi nella città sul Noncello realizzati a partire da Pasqua fino alla fine dell'estate, 2 lavori a costi zero per il comune, a pagare saranno Idrogea e Fondazione Locatelli. Celiachia, si taglia la spesa alimentare. All'interno del numero in edicola anche il Family Salute. Da aprile cambiano i contributi per l'acquisto di alimenti gluten free e i nuovi parametri si calcolano per età e genere. Continua la promozione con le bandiere per acquistare le bandiere nell'edicola con una piccola aggiunta al prezzo del settimanale, e continua anche la pubblicazione delle immagini con la nostra bandiera, la bandiera del Friuli, che sventola appunto un po' ovunque nel mondo, e qui vedete tante foto che continueremo a pubblicare anche nelle prossime settimane. L'iniziativa prosegue ancora appunto per 2 settimane in allegato con il nostro settimanale.
E poi concludiamo il nostro giro con una doppia pagina dedicata a uno degli scrittori regionali più apprezzati e conosciuti, che presenta il suo nuovo libro. Stiamo parlando di Maurensic e gli scacchi, questo è il titolo scelto da Valentina. Varianti sul tema. Il nuovo romanzo dello scrittore friulano prende spunto dalla misteriosa vicenda del campione indiano Sultan Khan e arriva a parlare del senso della vita. In ogni partita si sublima lo scontro tra bene e male, alla fine, almeno qui, vince sempre l'intelligenza. Il libro sarà presentato appunto in questi giorni e si intitola Il gioco degli dei. Tiziano Campigotto, pronti, attenti, via, e adesso andiamo a Passons a conoscere il nostro edicolante del giorno. Allora Claudia, questo è un punto vendita insomma in una zona centrale del paese e voi insomma avete ormai una clientela fidelizzata, siete un po' un punto di riferimento. Sì, esattamente, sì, ormai qua siamo da veramente tanti anni, gestita inizialmente dai miei genitori e adesso sono io da un 4-5 anni che ho in mano un po' tutto, però sempre con l'aiuto di una collaboratrice molto brava e di mia mamma che ogni tanto viene a darci qualche aiuto e guai se non ce l'avessi, però sono io, vedo che anche i clienti ormai sono affezionatissimi a noi, al posto, e quindi sono contenta insomma di come sta andando e spero che proseguirà anche ancora meglio, ecco. Beh, certo, inoltre non solo giornali ma anche altri articoli. Esattamente, abbiamo veramente tanta roba che spazia dai giochi alla cartoleria, al tabacco, a una piccola sala slot e qua insomma, essendo appunto come diceva lei l'unica del paese, veramente cerchiamo di dare un po' tutti i servizi, ecco. Altrimenti sono anche gli anziani poveri, devono prendere, che non hanno comunque tutti la macchina, andare fino a Pasian di Prato ed è un problema insomma. Almeno siamo qua noi e cerchiamo di dare il più possibile. Allora lei è sempre qui in trincea, diciamo, a dare una mano a Claudia, ma perché le piace proprio anche il contatto col pubblico? Da morire, sì, mi mancherebbe se non avessi clienti, sono vissuta con loro e mi mancano proprio, fa parte della mia vita. Io adesso vengo fuori da un infortunio che sono stata costretta un po' a fermarmi, ma a casa mi sta venendo una depressione tale che non riesco. Il lavoro fa bene, diciamolo. Certo, chi si lamenta che lavora non sa cosa vuol dire la salute. E stare a casa, anche perché poi questo è un lavoro a contatto col pubblico, è bello quello. È bellissimo, io sto bene, veramente adesso ho avuto modo proprio che mi manca tantissimo la gente, mi manca essere a contatto col pubblico perché impari molte cose insomma da loro. Lei conosce molto bene Passons, l'ha vissuta molti anni fa, un suo ricordo di questa frazione? In questa frazione tanti anni fa ho vissuto di attività sportiva, facevo il 12° della squadra di calcio e ero anche il custode del campo sportivo. E oggi sono passati tanti anni, 45, mi ci sono ancora che mi dicono: ti ricordi come curavi il campo? Che tutti venivano là, si meravigliavano di un campo sportivo dei dilettanti così ben tenuto. E io sono qua oggi e grazie a voi a dire bravi a quelli di Passons che si ricordano anche di me. Lei è un cliente di questo negozio, che cosa ha di speciale, perché è consigliato venire qua? Allora, prima di tutto perché appena si entra da questa porta si sente proprio la felicità e la gioia qua dentro, perché si trova un bel sorriso da parte della signora Lella e di Claudia, e poi hanno quella voglia che trasmettono proprio di stare in mezzo alla gente e di far star bene la gente. Parchi cittadini, questo è un parco molto frequentato e anche molto attrezzato per i bambini in particolare. Secondo lei anche Udine insomma lamenta un po' la carenza di un parchi così attrezzati, cosa ne pensa? Ma qua i bambini si trovano molto bene e io ci porto spesso i miei nipoti e niente, l'unica cosa che vorrei facessero magari vietare i cani non solo nell'area giochi, o almeno raccogliere, sì, non tutte lo fanno, dovrebbe essere un obbligo quello. È anche una questione di educazione, no? Purtroppo il senso civico manca, sì, non su tutti ovviamente, una minima parte, però i bambini magari si ritrovano a dover, sì. Lei frequenta questo parco cittadino? Che cosa c'è che va e non va? Che cosa le piace o che cosa migliorerebbe?
O cosa pensa che sia importante avere in un parco che deve accontentare le esigenze di chi è più anziano e di chi ha figli? Ma io credo che il parco è bellino, è anche piacevole da frequentare, però come al solito non c'è un minimo di guardiania, non c'è nessuno e quindi qualche problema c'è sempre. Meglio se fosse un po' più controllato, dici. Esattamente. Nelle ore notturne in particolare o anche quando durante il giorno? Ma io penso anche durante il giorno perché c'è qualche movimento strano. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo e saremo in via Bartolini a Udine. Grazie a Claudia e Anella per l'accoglienza. Grazie mille a voi e speriamo di rivederci presto, insomma. Grazie molto, veramente, siamo contenti. Grazie. È un piacere per noi, arrivederci e alla prossima.